Un campo gara, dovendo rispettare tutte le norme, tipo rifiuti da una parte e secco dall'altra, dà molto impegno perché non è nulla preparare il formaggio, il panino, è dove gli atleti possono buttare i rifiuti per ottemperare e non prendere le multe che sono abbastanza pesanti. Quindi attualmente noi stiamo preparando tutti i bidoni pieni per secco, carta, plastica, rifiuti, umido per evitare storie. Oltre alla gara c'è tanto lavoro appunto, prima e dopo. A che ora si inizia e a che ora si finisce oggi? In campo tutti i volontari dalle 7:30 e si finirà fino a quando l'ultimo attrezzo non sarà portato via, l'ultimo striscione non sarà portato via. Si sa quando si inizia ma non quando si finisce. Volontario, cosa significa per te essere qui a aiutare gli atleti? È riuscire a dare una mano nell'organizzazione della gara nel suo complesso, in modo da avere una buona riuscita e una buona immagine di tutta l'associazione, della società. Perché lo fai? Punto primo, perché mia figlia corre per Silca e quindi sono un genitore, e punto secondo, perché mi dà soddisfazione. Ultimi ritocchi, uno degli ultimi striscioni. Il più è fatto ieri, insomma, dai. E poi c'è tutto da smontare dopo alla fine, eh? Sì, e quello è bello viene dopo.